In Marmolada proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi, sono 5 veneti di cui non si hanno notizia. A Montebelluna si spera ancora in un miracolo per Gianmarco Gallina e la fidanzata Emanuela, i morti restano per ora 7. Lo strazio dei familiari a Canazei per assistere alle operazioni di recupero, perché nessuno li ha fermati, andremo fino in fondo, dice la sorella di Erika Campagnaro, una delle disperse. Scoperta l'identità del ferito ricoverato al Caponcello di Treviso, è un giovane trentino riconosciuto dai genitori grazie a particolari anatomici come i piedi e l'orecchio. Un uomo brillante, si vedeva che avrebbe fatto carriera. Il presidente Mario Pozza di Unioncamere ricorda il 48enne di Tiene Tommaso Carollo, vittima della Marmolada, che per anni ha lavorato nell'ente camerale. Un pensiero, una preghiera per le vittime e i dispersi, ma anche una riflessione sull'ambiente. Oggi le parole del vescovo di Treviso Tomasi. Catturato dai carabinieri un 59enne di Preganziola, latitante da oltre 12 anni, faceva parte di una banda italo-albanese che svaligiava le ville del nord-est. Boom di contagi Covid, oltre 2000 nella Marca, i nuovi positivi nelle ultime 24 ore e l'ULSS 2 chiede aiuto. Il procuratore di Rimini chiede l'archiviazione per l'unica denuncia ufficiale arrivata da una 25enne sulle molestie degli alpini. Il presidente Anna Favero prima si spara a zero e poi non si chiede nemmeno scusa. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, anche per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Il primo piano è dedicato alla tragedia della Marmolada, perché si aggiorna ora dopo ora il bilancio delle vittime e dei dispersi. Allo stato attuale ci sono 7 morti, di cui 4 identificati, l'ultimo della serie una donna di Trento. I 5 dispersi invece sono tutti veneti. Tra questi c'è anche un giovane 32enne di Montebelluna. La comunità, il comune non solo sta aspettando e spera ancora nel miracolo. Queste le parole del sindaco. Partiamo. Io sono in contatto con la famiglia, ho col massimo rispetto in punta di piedi e ho detto loro che il comune di Montebelluna, la città di Montebelluna ovviamente li abbraccia. Esprimo veramente il mio dolore umano anche nei confronti non solo di Gianmarco ma anche della sua ragazza tuttora dispersi. Io spero in un miracolo, ma vediamo. Si spera ancora in un miracolo a Montebelluna, dove in tanti si stanno stringendo alla famiglia del 32enne Gianmarco Gallina, che con la fidanzata Emanuela Piran, originaria di Bassano, si trovava domenica pomeriggio sulla Marmolada. Da poco vivevano a Villa d'Asolo. In questa foto sorridono accanto alla guida alpina Davide Miotti, disperso anche lui con la moglie Erika Campagnaro, originari di Cittadella, genitori di 2 figli a Belvedere di Tezze sul Brenta. Miotti da oltre 20 anni ha un negozio di sport. Questa immagine del luglio 2020 parla di un profondo amore per la montagna e di un'amicizia tra le due coppie. Una bellissima Marmolada oggi con Emanuele e Gianmarco, veloci come il vento. Il post di Davide su Instagram. Dopo 2 anni da quella foto resta solo la disperazione dei familiari. Nel quartiere Guarda a Montebelluna la casa dei Gallina è chiusa, sono tutti a Canazei, papà Antonio, mamma Roberta e il fratello Giacomo. Con loro c'è anche Gianni, il padre di Emanuela. Attoniti i vicini di casa. Momenti di angoscia, momenti di tristezza, perché le cose che uno va per rilassarsi, per vedere il panorama e trova la morte, non è una cosa piacevole, cioè, anche solo a pensarla si sta male. Sotto shock gli amici di Gianmarco, molto conosciuto in piscina a Montebelluna, dove per anni è stato agonista. A parlare è il suo allenatore. Dopo un po' d'anni era passato, un paio di settimane fa, abbiamo fatto una bella chiacchierata, un po' rivangando il passato e avevamo colto l'occasione, l'avevamo presentato ai ragazzi che stavano nuotando. Alla sera erano tutti infervorati in palestra, allora lui ha dato qualche suggerimento, lui era un appassionato di palestra, insomma così ci siamo lasciati con l'idea di rivederci un po' più spesso. Diceva che correva di meno, per cui sarebbe venuto più spesso a nuotare, per cui insomma
ritornare un po' così in famiglia. Fra i dispersi c'è anche il 22enne vicentino Nicolò Zavatta di Barbarano Mossano, che si trovava presumibilmente con le 3 vittime venete accertate, i vicentini Filippo Bari, 27 anni di Malo, Paolo Dani, 52 anni di Valdagno e Tommaso Carollo, 48 anni di Tiene. I 5 dispersi rimasti sarebbero quindi tutti veneti. 7 i corpi recuperati, 4 quelli identificati, fra questi i 3 vicentini per l'appunto e un trentino, 8 le persone ferite, di cui una dimessa. Sono state inoltre tutte ricondotte ai proprietari le automobili che erano parcheggiate a Passo Fedaia sotto la Marmolada, abbinate a dispersi e deceduti, una contabilità dolorosa e angosciante limitata nel corso della giornata dopo che sono state rintracciate 7 persone, 4 almeno gli stranieri. Angoscia che è soprattutto dei familiari delle vittime e dei dispersi. A Canazei le parole, lo sfogo della sorella di Erika Campagnaro, Deborah, che si chiede perché non li hanno fermati prima, e c'è lo sfogo anche del fratello di Davide Miotti, Luca, che se la prende anche con i giornalisti. Ovviamente sono minuti, sono ore drammatiche. Se era vero che c'era stato un avviso il sabato, che c'era l'acqua che scorreva sotto il ghiacciaio, perché nessuno ha fermato le persone? Perché le lasciate andare? Era una bella giornata di sole, sì, per carità, ma se sotto scorre l'acqua... Quindi secondo lei c'è una responsabilità? Sì, c'è una responsabilità secondo me. Preparata come mio fratello e come gli altri, non avrebbero messo a repentaglio la propria vita e quella di altre persone. Non ha notizie di ancora, i dispersi sono scesi da 13 a 5. Noi abbiamo saputo tramite le televisioni della morte di mio fratello, quando nessuna istituzione, né i carabinieri né la Croce Bianca ci avevano minimamente contattato, quindi ringrazio i giornalisti che hanno inventato e hanno fatto il funerale di mio fratello ore prima di avere la conferma che mio fratello era tra i dispersi. Quindi invito anche i giornalisti a verificare le informazioni e a non pubblicare storie inventate. Rabbia e amarezza assolutamente comprensibili, ma ci sono fortunatamente anche storie tutto sommato positive. È stata scoperta l'identità del ferito ricoverato al Cafoncello di Treviso. Si tratta di un giovane trentino identificato grazie a particolari anatomici come i piedi e l'orecchio. Si trova però ancora in gravissime condizioni. Ieri ho parlato con i familiari dei dispersi e avendo noi un paziente non noto, sconosciuto, in terapia intensiva a Treviso, ho approfittato nel chiedere delle foto di particolari anatomici in maniera tale che ci fosse quantomeno un riconoscimento. E questo è avvenuto e questa mattina questo paziente ha un nome e cognome, ma soprattutto ha 2 genitori che l'hanno ritrovato. Davide Carnielli, 30 anni, appassionato di montagna e bicicletta, consigliere del comune di Fornace alle porte di Trento, è il giovane escursionista elitrasportato nel pomeriggio di domenica all'ospedale Cafoncello di Treviso in gravissime condizioni e senza documenti. È rimasto fino a questa mattina senza nome. Dato per disperso, Davide è stato riconosciuto dai genitori che ora gli sono accanto. La sua foto dalla vetta con la frase "discesa dal ghiacciaio, sani e salvi anche sto giro", postata pochi minuti prima del crollo, aveva fatto il giro del web nelle ore seguenti al disastro. Il trentenne era l'ultimo della sua cordata, gli altri membri erano stati soccorsi, di lui più nessuna traccia. Il giovane, che lavora nel negozio di ferramenta di famiglia a Pergine Valsugana, è stabile, ma le sue condizioni sono tuttora molto serie. Era arrivato al Cafoncello con un edema cerebrale e lesioni agli organi interni, ma che Davide sia vivo viene salutato dalla sua comunità come un miracolo. La sua situazione viene monitorata ora dopo ora, gli sforzi continuano nei reparti d'ospedale, così come sullo scenario della tragedia. Dobbiamo garantire ai familiari che abbiamo dato disposizione di fare ricerche il più possibile, ovviamente rispettando tutto quello che sono le regole della sicurezza, e si va avanti ad oltranza cercando fino in fondo questi dispersi, nella speranza magari di avere la fortuna di trovarli ancora in vita.
Si va avanti quindi a oltranza, queste le parole di Zaia. Intanto sono stati recuperati sul ghiacciaio reperti che ora si stanno analizzando per risalire all'identità delle vittime. Domani o forse dopodomani partiranno probabilmente le ricerche con i cani. Parti di abiti, zaini, effetti personali, ma anche lo strazio dei resti dei corpi martoriati degli alpinisti travolti dal ghiaccio. Le ricerche, riprese all'alba con i droni supportati dagli elicotteri, stanno riportando a valle frammenti delle tante vite spezzate nella tragedia della Marmolada. Per i familiari, almeno se un reperto poi venisse catalogato e identificato come il loro congiunto, è già una grande cosa, ok? Una grandissima cosa. Peggio sarebbe che non si trova niente. Un recupero straziante e lungo, quello del riconoscimento delle vittime. Al lavoro anche i RIS di Parma per confrontare i resti con il DNA dei parenti, ancora alla ricerca dei propri cari. Il problema è la parte organica da capire a chi appartiene, che ho appena detto ci vorranno probabilmente mesi, fare tutte le analisi, sono tanti, essere aperti, ma sono tantissimi. Forse domani o dopodomani gli uomini del soccorso alpino tenteranno l'ispezione del ghiacciaio da terra con gli specialisti delle ricerche e le unità cinofile, ma tutto dipenderà dalle temperature per non mettere a rischio i soccorritori. Se si fa qualcosa, non so se sarà domani o dopodomani, o se si fa qualcosa si fa chiaramente alle prime luci dell'alba. L'ipotesi che qualcuno degli escursionisti sia caduto nei 2 crepacci che si sono aperti nel ghiacciaio rende difficile la possibilità di recuperarli tutti. Da testimonianze che io ho raccolto di persone che hanno visto, insomma, sul posto, può esserci questa eventualità. Lì è chiaro che lì non si potrà più fare niente, perché è talmente alta la superficie del ghiaccio in quel posto lì, in quei posti lì sono 2 crepacci che sono stati completamente coperti, l'abbiamo già detto, mi ripeto, dalla frana. È impossibile, non c'è un qualcosa che può darti una mano a spostare tutte quelle migliaia di metri cubi di ghiaccio e roccia, non è possibile. Le immagini del soccorso alpino girate sulla sommità della Marmolada il giorno prima della tragedia ed oggi mostrano da vicino l'entità del distacco e gli enormi blocchi di ghiaccio che ancora potrebbero cadere. Per questo le autorità hanno deciso di vietare l'accesso a tutta la Marmolada. Abbiamo deciso di chiudere tutta l'area della Marmolada in modo da essere in sicurezza, perché al momento anche ci sono i potenziali crolli ulteriori della parte caduta, quindi per tutelare appunto tutte le persone abbiamo deciso di chiuderla e poi anche per tutelare i soccorritori che stanno svolgendo un lavoro difficile. Nelle prossime ore verrà fissato, probabilmente per sabato, il giorno di lutto cittadino. Presumibilmente faremo una giornata di lutto cittadino, poi ci sarà una celebrazione da parte del nostro arcivescovo che verrà da Trento. Momento religioso, ecco, un aspetto, è un segno di una parte, di una comunità cristiana che vuole essere a suo modo vicino a questo dolore. Queste le testimonianze e le immagini raccolte sul posto da Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. E una delle vittime della tragedia della Marmolada, Tommaso Carollo, aveva lavorato presso Unioncamere del Veneto. Oggi il ricordo del presidente Mario Pozza. Tommaso Carollo, il 48enne di Thiene, una delle vittime della Marmolada, aveva lavorato a lungo in Unioncamere Veneto. Qui da noi aveva iniziato la sua carriera professionale, ricorda con un velo di tristezza Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Carollo, dopo questa esperienza, era diventato responsabile commerciale di un'azienda di Pordenone. Carollo era un ragazzo giovane con delle aspettative, molto preparato. Noi abbiamo avuto soddisfazione della sua esperienza in Unioncamere e questo avrebbe fatto presagire che avrebbe avuto una carriera davanti brillante e infatti così lo è. Adesso era un manager qualificato, molto ricercato e purtroppo la vita ci ha riservato questo. Appassionato di montagna, amava le escursioni, era un esperto alpinista e amava la Marmolada. Domenica con lui era andata la sua compagna, che si è salvata miracolosamente. Purtroppo la montagna, anche se tu hai esperienza, ha sempre delle insidie e questo ci deve far pensare che bisogna sfruttare, tra virgolette, le nostre esperienze
e deve essere compatibile anche con quello che la natura al giorno d'oggi ci riserva. Tommaso è una delle vittime di una tragedia senza precedenti, lascia la compagna ed un figlio di 9 anni. Un pensiero di vicinanza alle famiglie delle vittime e dei dispersi, ma anche una riflessione sulla terra che dobbiamo tutelare per le generazioni che verranno. Sulla tragedia della Marmolada sentiamo le parole del vescovo di Treviso, Tommasi. Il pensiero viene proprio da dire al momento, adesso, il silenzio e la preghiera, perché è una tragedia. È un dramma di tante famiglie, anche adesso nell'attesa, sono situazioni veramente che viste da fuori si può solo minimamente capire cosa succede, quindi la vicinanza e la preghiera, la speranza anche che qualcuno si possa ancora trovare superstite e la riflessione sul fatto che come collettività dobbiamo veramente pensare di non essere onnipotenti. Non dobbiamo certamente attendere delle tragedie per capire che è casa nostra la terra, che non ne abbiamo un'altra, che dobbiamo prendercene cura e dobbiamo cambiare davvero stili di vita, perché così come andiamo avanti andiamo verso un baratro. E io da credente dico è anche un dono, è una creazione all'interno della quale siamo stati messi, è una meraviglia, ma non ci appartiene e dobbiamo lasciarla, consegnarla sempre meglio a quei giovani che hanno un diritto di futuro. Continuiamo con la cronaca e andiamo a Montebelluna per un grave incidente che si è registrato oggi pomeriggio, poco prima delle 18. Siamo in via Storta a San Gaetano, ma per miracolo, è proprio il caso di dirlo, non ci sono state vittime. Nell'impatto fra due auto e uno scooter, una delle due auto ha perso il controllo andando a sbattere contro le sbarre ferroviarie che erano chiuse per il passaggio di un treno ed è finita, lo vedete, nel mezzo dei binari. Avvertito il 118, gli operatori del SUEM hanno chiamato immediatamente la polizia ferroviaria per bloccare il treno in arrivo, ma la manovra non è stata possibile. La macchina è stata quindi travolta, ma fortunatamente l'automobilista è riuscito nel frattempo a mettersi in salvo. Attimi che sono stati davvero provvidenziali. Ferito il conducente invece del ciclomotore, che non sarebbe però in gravi condizioni. Sono immagini davvero eclatanti per certi versi, ma lo ripeto, non ci sono vittime. Tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Parliamo adesso di Covid, perché siamo di fronte a un nuovo boom di contagi, oltre 2000 soltanto nella Marca nelle 24 ore, con l'ULSS 2 Marca Trevigiana che chiede aiuto al San Camillo. Abbiamo chiesto 30 posti letto in area medica da persone che arrivano al pronto soccorso e che ovviamente invece di tenerle in hobby e farle aspettare possiamo avere un appoggio per queste persone, perché effettivamente gli accessi sono tanti. Ridurre la pressione sul pronto soccorso, l'elevato numero di accessi a causa del Covid e del gran caldo ha spinto l'azienda sanitaria a chiedere aiuto all'ospedale San Camillo, dove verranno destinati pazienti negativi al virus ma che necessitano di ulteriori giorni di ricovero. E stiamo ragionando con l'ISRA per avere provvisoriamente 20 posti letto di ospedali di comunità non Covid, perché abbiamo bisogno di mettere persone che si sono negativizzate ma che hanno difficoltà di tornare a casa. È un'ondata estiva di nuovi malati, questa causata da Omicron 5, che nessuno si aspettava e che sta mandando in sofferenza le strutture ospedaliere. D'altro canto il bollettino di oggi registra un boom di contagi, 12.206 in Veneto, 2.204 positivi nelle ultime 24 ore nella Marca, con 13.815 attualmente positivi in isolamento, 129 nel Trevigiano in ricoveri, 3 in terapia intensiva. Siamo in difficoltà, non nascondiamo effettivamente, io ringrazio e ribadisco sempre i nostri operatori per il lavoro che fanno. Abbiamo 140 positivi tra OSS, infermieri e medici e altri collaboratori. Abbiamo oltre 140 persone che non si sono vaccinate. Sommando insieme questi e tenendo conto che continuiamo a mantenere l'attività ordinaria, quindi fare tutto quello che serve
e più anche l'abbattimento delle liste d'attesa, effettivamente è una situazione un po' difficile. In 21 comuni della Marca si è già superata la soglia dei 1000 positivi ogni 100.000 abitanti. La speranza dei sanitari è che per il 15-20 luglio si possa superare questo picco e tornare a scendere, anche perché il Covid ha interessato pesantemente anche dei giovanissimi. Abbiamo avuto dei giovanissimi, ma è normale perché, ecco, come succede con gli adulti, noi abbiamo i ricoveri dei ragazzini, di minori, tanti non sono vaccinati. Abbiamo avuto questi ragazzi di cui 2 effettivamente erano Covid per caso, arrivati dentro solo perché avevano altre patologie, ed uno invece che è arrivato proprio con problemi legati al Covid. Numeri di fronte ai quali non sono comunque aumentate le quarte dosi. Le persone fragili non si sono resi conto che loro sono veramente quelli a rischio, e il fatto di fare il booster, la quarta dose, li aiuta sicuramente a non venire in ospedale. È stato catturato dai carabinieri un 59enne di Preganziol, latitante da oltre 12 anni. Faceva parte di una banda italo-albanese che svaligiava le ville del nord-est. Lo hanno atteso all'aeroporto di Malpensa quando Gastone Rizzato, 59 anni di Preganziol pluripregiudicato, è sceso dall'aereo proveniente da Santo Domingo. Per lui sono scattate le manette. Non si aspettava di vedere allo scalo i carabinieri di Treviso e la polizia aeroportuale, ed invece il suo rientro per un breve soggiorno in Italia gli costerà il carcere. L'uomo deve ancora scontare una pena di 4 anni, 9 mesi e 6 giorni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso per associazione per delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti commessi negli anni 2004 e 2005. Non solo, il 59enne faceva parte di un'organizzazione criminale composta da trevigiani ed albanesi, guidata da un ex direttore di banca che aveva messo a segno decine di furti e rapine in ville e abitazioni del nord-est, nelle province di Verona, Treviso, Bolzano, Venezia e Padova. I bottini recuperati dalla banda poi venivano reinvestiti nell'acquisto di cocaina da immettere nella piazza trevigiana, con la ricettazione della merce, autovetture, gioielli e monili in oro, provento delle scorribande. Gastone Rizzato si era dato alla fuga quando era venuto a conoscenza dell'esito sfavorevole di un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione per alcune sentenze di condanna per le quali aveva già espiato un periodo di reclusione ai tempi del suo ennesimo arresto nell'anno 2006. I carabinieri di Treviso, in collaborazione con il personale della stazione di Mogliano, avevano avviato serrate indagini. Da tempo, dopo la sua fuga, i militari dell'Arma monitoravano le piattaforme dei social. Dopo averlo individuato nella Repubblica Dominicana, hanno atteso che facesse un errore, e così è stato. Rizzato è caduto nella trappola. Il 59enne ha chiesto un visto breve per tornare in Italia. L'ambasciata gliel'ha concesso e a quel punto è scattata l'operazione. Per lui ora si sono riaperte le porte del carcere a Bustarsizio. Stava passeggiando lungo la Restera in via Alzaia a Treviso quando è stato avvicinato da uno sconosciuto che gli ha strappato la collana d'oro che aveva al collo. Il furto con destrezza compiuto con un gesto repentino nella serata di ieri, vittima una 49enne del posto che si è trovato di fronte un uomo corpulento fuggito poi in bicicletta. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Silea che hanno avviato le indagini del caso. È andato in escandescenza dopo l'ennesimo controllo da parte degli agenti della polizia locale. Per questo un uomo di 36 anni di nazionalità marocchina è stato fermato ieri sera intorno alle 20:30 e trasferito in comando per la sua aggressività nei confronti degli agenti e di alcune persone presenti in piazza Borsa. Vedete le immagini. Il soggetto era stato segnalato già dal pomeriggio per atteggiamenti aggressivi nei confronti di un connazionale, spiega il comandante della polizia locale di Treviso Andrea Gallo. Alla vista degli agenti che lo hanno fermato per le operazioni di identificazione è andato su tutte le furie prendendo a botte un vicino. Immediato l'intervento delle 2 pattuglie della locale presenti in piazza Borsa che hanno messo fine agli atteggiamenti violenti trasferendo l'individuo al comando. Per il 36enne è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. La presenza delle pattuglie della locale è stato molto intensificato negli ultimi giorni tra via Fiumicelli, via Zorzetto, piazza Borsa e via Toniolo. Adesso per noi qualche istante di pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per parlare dello sciopero di oggi dei tassisti trevigiani che dicono va eliminato l'articolo 10 del DL concorrenza. Mi spiace.
Ho aspettato un quarto d'ora, 20 minuti o dovete fare in qualche altra maniera? Turisti ma anche lavoratori che appena usciti dalla stazione si sono diretti verso i taxi fermi nel piazzale, ma la risposta è stata sempre la stessa. Dalle 9 alle 11 hanno incrociato le braccia garantendo il servizio da e per gli ospedali e case di riposo nonché i servizi disabili. La protesta è chiara. Vogliamo l'eliminazione o la riscrittura dell'articolo 10 del DDL concorrenza, che ci penalizza fortemente perché farebbe entrare nuovi vettori nel nostro settore. Il problema reale adesso vogliono aprire selvaggiamente il nostro settore, vogliono mettere tutto in mano alle multinazionali che alla fine sfrutteranno questa occasione, che per loro è un'occasione. Una situazione insostenibile, ci dicono, così non ci permettono più di lavorare. I tassisti chiedono al governo di eliminare l'articolo 10 dal decreto legge. I nostri costi di gestione sono triplicati da 20 anni che sono fuori, il traffico, tutto un insieme di cose che non ci permette di lavorare bene, hai capito? Noi ci siamo adeguati, abbiamo app, qualsiasi un cliente può chiamare con l'app, abbiamo una centrale, abbiamo sistemi di GPS, ci siamo organizzati e abbiamo sempre seguito quel che è stata l'evoluzione della tecnologia. Inutile che ci vengano a dire che i taxi non hanno il POS, che non sono collegati all'app, perché non è vero. Il problema sarà la concorrenza delle piattaforme digitali e quello porterà un grave danno per l'utenza, per il consumatore e per il cittadino, perché aumenteranno i costi, non ci saranno più coperture in tutta quanta la provincia e la città e solo in certi orari, negli orari di maggior richiesta del traffico. Cittadini solidali con i taxisti, anche se questo sciopero ha creato non pochi disagi. Un disastro, davvero. Dovete prendere il taxi, niente? Sì, dobbiamo andare a lavoro. Taxi fermi, allineati, pronti a tornare sulle strade allo scoccare delle 11, ma questo, dicono, è solo un primo capitolo della protesta. Continuerà la protesta dopo l'incontro con la Bellanova, con la viceministra di ieri sera, finita tardi alle 19, non siamo riusciti a bloccare lo sciopero indetto già oggi e comunque domani si vedrà. La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sulle molestie denunciate da una 25enne durante la Dunata degli Alpini. Si tratta dell'unica denuncia presentata alle autorità competenti, stando a quanto confermato dal procuratore capo Elisabetta Melotti. Alla base della richiesta della Procura ci sarebbe la non identificazione a 2 mesi dai fatti dei presunti autori delle molestie. Gli elementi raccolti dagli investigatori infatti non hanno consentito di individuare i presunti molestatori. Le prime parole del presidente nazionale dell'Associazione Alpini, il trevigiano Sebastiano Favero, sono queste: con grande amarezza dico che invece di generalizzare su un'intera associazione che ha dimostrato in tutti questi anni i suoi valori e i suoi ideali, bisognerebbe essere più cauti. Invece purtroppo si sparano sentenze senza avere alcuna prova e poi non si ha neanche il coraggio di chiedere scusa. Parole molto amare quelle di Sebastiano Favero, ma gli alpini veneti guardano al grande appuntamento del weekend, al raduno triveneto sull'altopiano di Asiago, ma ci aggiorna il nostro Ferdinando Garavello. Buonasera Ferdinando. Buonasera e buonasera anche ai nostri telespettatori. Siamo nel corso di Asiago, mancano pochissime giornate all'inizio del raduno del terzo raggruppamento degli alpini, la Dunata Triveneta. Ci sono grandissime aspettative, c'è già molto movimento da queste parti, impossibile trovare una camera ormai da mesi, ma la ricaduta del turismo su Asiago, sull'altopiano dei 7 comuni, sarà veramente importante. Ne parliamo con l'assessore al turismo del municipio di Asiago, Nicola Lobbia, al quale chiediamo: vi aspettate decine di migliaia di persone, ma Asiago ha le spalle larghe per questi numeri? Assolutamente sì, buonasera a tutti. Asiago è preparata, è pronta, siamo pronti per questa importante manifestazione. Ospiteremo circa 15.000 alpini con altrettanti simpatizzanti che verranno appunto per godere di questo momento importante della memoria, ma anche un momento di ritrovo, un momento di ritorno, no? E quindi saranno molte le iniziative correlate alla manifestazione e allo sfilamento degli alpini su tutte quelle partecipate all'interno del nostro territorio
proprio sulle nostre montagne, quei luoghi tanto frequentati, quei luoghi importanti per ricordare, quali il Monte Ortigara, Cima Zebbio, gli ecomusei della Grande Guerra, tutte le trincee e i vari cimiteri che appunto ricordano quello che è stato quel momento traumatico e devastante della Grande Guerra. Aspetteremo quindi questi ultimi giorni, i preparativi fervono, tutti gli esercenti e soprattutto i volontari e gli alpini stanno preparando il paese, abbellendolo con le bandiere, con le vetrine allestite proprio a festa. Sarà molto partecipato e quindi invitiamo a salire nell'altopiano di 7 comuni per partecipare a questa grande manifestazione in onore della memoria, in onore dei nostri alpini. Noi ringraziamo l'assessore al turismo del Comune di Asiago Nicola Lobbia, vi ricordiamo naturalmente le nostre dirette in edizione straordinaria dei nostri programmi sabato sera dai cori degli alpini, dal colore dei comuni, delle località dell'altopiano, domenica mattina con tutto lo sfilamento. Vi cediamo la linea, buona serata. Grazie davvero Ferdinando e buona adunata, evento che seguiremo ovviamente come sempre in diretta, ma ve lo raccontiamo giorno dopo giorno con le nostre pillole, racconti per immagini e testimonianze, il rapporto tra le Penne Nere e questo meraviglioso territorio su Antenna 3, aspettando gli alpini, va in onda ogni giorno alle 14:35, alle 20:15 e alle 23:25, questo prima del gran finale previsto per il weekend che come sempre vi racconteremo. E a proposito di turismo, di eventi che portano turisti, c'è un boom di presenze nella Marca nonostante il caldo, soddisfatti gli albergatori e le guide turistiche. Torino. Reggio Calabria. Che impressione vi ha fatto Treviso? Bella, molto carina. Italiani e stranieri, nonostante il caldo torrido a Treviso, sono tornati turisti ed in questo inizio estate è la Marca tutta a registrare un buon afflusso di visitatori. Soddisfazione degli albergatori per i dati di giugno che hanno visto buoni tassi di occupazione delle strutture, dalle colline del Prosecco all'area sud della provincia trainata dalla ripresa del turismo a Venezia. Siamo di passaggio, però ci piaceva l'idea di dare un'occhiata, avevamo sentito dire che Treviso è molto carina, in effetti fino adesso ci sta piacendo. Io ero già stata qua tempo fa, ma mi piace, molto tranquilla, molto ben tenuta, ben organizzata, quello che mi aspettavo dai veneti, insomma. Molti arrivano a Treviso di passaggio, magari come tappa intermedia di un viaggio più lungo, ma poi ci si ferma affascinati da una città d'arte ancora a misura d'uomo, lontana dal turismo di massa. Molto bella, abbiamo fatto un paio di vie, però interessante. Piccolina, ma carina, nel senso con i canali. Sì, bella, la gente è gentile, sì, molto bella, sì. E dopo 2 anni e mezzo di stop hanno ripreso a lavorare a pieno ritmo anche le guide turistiche, con gruppi di stranieri ma anche tanti veneti che stanno riscoprendo le bellezze del proprio territorio. Un sacco di telefonate per sapere sia da parte di turisti ma anche di locali che vogliono approfondire di più la loro storia, quello che è il loro territorio. È come se ogni volta che facciamo una proposta loro si stupissero che avevano tutte queste cose qui vicino. Anche perché a Treviso ci sono dei momenti suggestivi come questo che adesso vi raccontiamo, con l'armonia infatti della loro musica. I giovani musicisti del quartetto Le Corde dal Mondo hanno incantato i passanti della pescheria di Treviso, 4 ex studenti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia provenienti da diversi paesi del mondo. Sono da Cuba, sono violoncellista, sono della Polonia. Io mi chiamo Ilin La Barca e vengo dal Venezuela e suono la viola. Io sono Dunja, vengo dalla Serbia e suono violino. Io sono Kasia, vengo dalla Polonia come violoncellista. Ci siamo conosciuti al Conservatorio di Venezia.
avete deciso di esibirvi così all'aperto, sappiamo in tante città della nostra regione, con grande entusiasmo anche da parte del pubblico. Sì, esatto, volevamo passare la nostra felicità agli altri, al pubblico, visto che è piaciuto. È bello perché ti puoi esprimere, ma allo stesso tempo poi anche hai un rapporto abbastanza avvicinato col pubblico e quindi senti di più queste emozioni, è bello. Ho iniziato in Polonia, ho preso anche le ragazze qui in Italia per uscire mettendo i video su YouTube o su Facebook, non è così vero come qui per strada, che la gente quando passa vede musicisti che suonano dal vivo, questo è fa differenza grande. Era un po' difficile durante la pandemia, cioè gli ultimi 2 anni, però ci ha salvato un po' quello che siamo usciti nelle piazze di varie città e la gente ha molto apprezzato tutto, si vede che gli mancava un po' musica, adesso ripartiamo. Devo chiudere però questa edizione con gli aggiornamenti sul fronte della tragedia in Marmolada, perché ci sono delle parole molto importanti pronunciate poco fa dal procuratore capo di Trento Sandro Raimondi. In questo momento, ha detto, possiamo escludere assolutamente una prevedibilità e una negligenza o un'imprudenza. L'imprevedibilità in questo momento è quella che la fa da protagonista, ha detto il procuratore capo. Per avere una responsabilità bisogna poter prevedere un evento, cosa che è molto difficile, molto ma molto difficile, ha detto. Quando mi hanno chiamato i carabinieri di Cavalese subito dopo la tragedia, ha ricordato il procuratore, mi hanno parlato di una situazione quasi apocalittica. Quindi la Procura della Repubblica di Trento al momento, riferendosi alla tragedia di domenica pomeriggio, di domenica alle 13:45, parla di evento imprevedibile e esclude negligenze. Queste quindi le parole che hanno un peso specifico. Intanto vi ricordo che le ricerche proseguono senza sosta. Domani o dopodomani, come vi abbiamo raccontato, entreranno in azione anche i cani. I dispersi ufficiali sono 5, sono tutti veneti. A Montebelluna si spera ancora in un miracolo per Gianmarco Gallina e per la fidanzata Emanuela Piranna. I morti restano 7, 4 quelli identificati, ci sono i 3 vicentini e una donna trentina che è stata identificata nella giornata di oggi. Questo quindi l'aggiornamento doveroso in chiusura del nostro telegiornale. È davvero tutto, ci sono le previsioni del tempo. Buona serata. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Benvenuti al Meteo. Volge al termine l'ondata di calore, aria più fresca in quota spazzerà via l'afa e il caldo intenso che da giorni stiamo vivendo. Vediamo il dettaglio di mercoledì 6 luglio. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso, in montagna consueta variabilità pomeridiana con temporali che col passare delle ore potranno verificarsi anche nelle aree adiacenti. Grazie ad una maggiore ventilazione i valori termici tenderanno a scendere soprattutto da giovedì, ma già mercoledì lo avvertiremo. Avremo temperature minime comprese tra 16 e 23 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 33 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, cielo sereno o con poche nubi sparse, isolati piovaschi sui rilievi. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con annuvolamenti, specie al pomeriggio, associati a temporali sparsi. Temperature minime sui 18-19 gradi, massime intorno ai 32 all'incirca.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni Bacilfrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacilfrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacilfrutta c'è per te.